La chiusura dell'RSA di Rovere di Impiano è ormai alle porte. Il 31 dicembre la struttura interromperà ufficialmente le sue attività. Nelle ultime settimane la nostra emittente aveva seguito da vicino il percorso che porterà a definire il destino dell'edificio dal 1 di gennaio. Da quanto trapela, dopo una serie di confronti tra Regione e ASFO, starebbe emergendo una soluzione capace di trovare un punto d'intesa. L'ipotesi più avanzata riguarda la possibile realizzazione di un nuovo centro dedicato ai disturbi alimentari, un progetto che sembra inserirsi con maggiore concretezza nel dialogo tra le istituzioni. Abbiamo avvicinato anche il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che per ora non si sbilancia. L'avevamo anche votata in consiglio, contributi per i centri per i disturbi alimentari, però poi questa parte delle organizzazioni aziendali non è il Presidente della Regione veramente che fa queste scelte, perché sarebbe anche sbagliato. Lo stesso Presidente rimanda la palla all'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi e si attendono i prossimi giorni per una conferma ufficiale sulla destinazione finale della struttura.